Si è chiusa al Comunale di La Maddalena la partita tra Ilva Maddalena e Borore, 3-0 per i maddalenini che ricevono il meritato applauso del pubblico del Pietro Secci. L'Ilva Maddalena passa in vantaggio al 27esimo del primo tempo, il merito è del fantasista Luca Acciaro che vedete in profondità per Angelo Canu che anticipa l'uscita del portiere Piras e mette dentro. Ilva Maddalena dunque che si porta in vantaggio, rivediamo l'azione al replay, il grande intervento di Angelo Canu che poi va a festeggiare con i compagni di squadra mentre il pubblico del Pietro Secci si alza tutto in piedi ad applaudire il giocatore di casa. Nino Catuogno, il mister dell'Ilva Maddalena, mette da parte due palloni e sembra chiamare il raddoppio che arriva puntuale al 34esimo del primo tempo. Ancora Angelo Canu, anticipo ancora una volta sul portiere, è 2-0 per l'Ilva Maddalena. Vedete ancora il replay, il portiere riesce a toccare la palla ma nulla può. Doppietta di Angelo Canu, ancora una volta apprezziamo il gesto tecnico di Angelo Canu e il grande contributo del giovane De Santis. Vedete sulla bandierina i giocatori dell'Ilva Maddalena che festeggiano questo secondo centro del isolano Canu. Tra i più soddisfatti il neopresidente dell'Ilva Maddalena, Sergio Di Fraia. Sono molto contento dell'andamento del campionato, anche perché stiamo andando avanti con un prodotto locale e i ragazzi stanno rispondendo bene. Abbiamo avuto una battuta d'arresto a Sassari, ma diciamo che fino adesso sta andando tutto al di sopra delle aspettative, diciamo, dai. Ecco, qui non c'è molta gente, purtroppo questo è un tasto dolente che vogliamo toccare. Sì, abbiamo notato che oggi c'è meno gente delle altre partite. Niente, questo purtroppo è un problema che c'è, non è solo in questi campi, perché io vado a vedere anche la squadra in trasferta e tranne pochissime realtà, purtroppo ormai nei dilettanti il pubblico è questo, i numeri sono questi purtroppo. Sergio, sono spariti gli ultras, anche se resiste uno striscione Ilva 1903, che dici? Magari spingere per riuscire a riavere quel gruppetto ancora forse più numeroso di ragazzi che incitavano l'Ilva? Guarda, io so, loro saranno sciolti, non so per quale motivo, però da quest'anno vedo che hanno rimesso lo striscione e piano piano stanno tornando al campo, dai, anche loro ci sono... La ripresa vede l'Ilva Maddalena in attacco e il Borore in affanno. Sugli scudi gli ex ciclisti Davide Piras e Luca De Santis che confezionano il terzo gol che fa impazzire il Comunale, regalando all'Ilva Maddalena 3 punti da sogno e il terzo posto in classifica nel campionato di promozione Girone B. Siete abbracciati uno addosso all'altro per il terzo gol di Luca De Santis. Sì, è stata una bellissima azione, il gol è merito suo se l'ho fatto, perché l'azione l'ha fatta lui. Il gol è merito suo, l'assist, vabbè, il passaggio è buono, però il gol è suo. Da difensore ti sei spinto in avanti e gli hai dato questa palla splendida. L'indicazione del mister è quello di spingersi in avanti, anche i terzini, e così è nata l'azione. È stato intelligente Davide Piras a mettere dietro la palla e Luca a farsi trovare pronto all'appuntamento. Insomma, quelle sono azioni classiche, 1-2 sulla fascia laterale e poi palla indietro per chi sopraggiunge da dietro. Giovani e anziani. Angelo Canu, nonostante la sua età, ha fatto una doppietta. Sì, da Angelo Canu ci aspettiamo questo, insomma, lui è dei centrocampisti è quello che è deputato a scendere, a inserirsi, a tentare il gol, lui ce l'ha così naturalmente, fa gol di testa, di piedi, di rapina, insomma ha questi numeri, noi cerchiamo ovviamente di sfruttare le sue caratteristiche, oggi è andata bene anche qualche altra volta perché se non sbaglio ha 4, 5, forse 6 gol, insomma. 5 reti, sta andando bene, dai. Raccontaci 2 gol. Niente, il primo merito assoluto di Luca Acciaro, si rimette da dietro, ma ha visto, mi ha dato una palla splendida, sono riuscito del portiere, sono riuscito a calciarla, a metterla dentro.
Il secondo invece è un gran lavoro, e quello voglio sottolineare, di Luca De Santis, che è un ottimo giovane, che ha fatto proprio protezione sul portiere, sul centravanti, proprio dal centravanti vero, cose che veramente ho visto da centravanti di qualità, e sono riuscito a buttarla dentro. Alla fine è stata semplice per me, ero là e l'ho messa dentro. È finito il campionato, perché l'attore se vuole vincere bisogna che combatta, che si cali un attimino nel campionato, anche se ho sentito che pare che si stiano rinforzando ulteriormente. Però a mio giudizio dovrà sudare, anche se probabilmente sarà una spanna superiore, però si deve ambientare anche in certi campi dove non sarà facile. Che radio è questo? Scusa. È una televisione. Televisione di dove? Dell'Isola. Ah, dell'Isola, è una nuova televisione. Ci fa piacere. TV.it. Sì. Fai lo spot. E che cosa devo dire? Mi scusa, non ho capito. Devi dire Maddalena TV.it, guardatela. Ah, ecco, Maddalena TV.it. Cercate di guardarla perché è una nuova trasmissione, è una nuova, bellissimo. Ci voleva veramente, a Maddalena non ne avevamo e non siamo mica indietro degli altri. È una buona iniziativa, bravi. Non va bene così.